Allora, buonasera a tutti, benvenuti all'Ateneo Veneto. Devo dire che io uso leggere sempre i libri che presentiamo in Ateneo. Questo l'ho letto tutto d'un fiato, Giorgio, non solo per la piacevolezza della scrittura, per le caratterizzazioni dei personaggi, per le tue caricature taglienti ma tutto sommato benevole, ma devo dire che mi è piaciuto per due ordini di ragioni. La prima è perché non cede alla nostalgia. Le tue descrizioni, nonostante siano descrizioni colorite, sono descrizioni oggettive. E tu inizi dicendo che il tuo campo era uno dei più brutti e insignificanti della città, un gruppo di case brutte, scolorite, senza alcun decoro. E infatti tua mamma non voleva che scrivessi il libro, perché parlava di un tempo che per lei è stato un tempo duro, pieno di sacrifici, con pochi soldi, con poche cose belle, ma tu l'hai fatto lo stesso, perché certamente le madri non si ascoltano mai come al solito. La seconda ragione è che ha offerto un affresco degli anni 60-70 e io mi ci sono tuffata dentro, perché abbiamo pochi anni di differenza, ma i must di quel periodo erano gli stessi. Io nelle montagne, tu in laguna, ma tutti dovevamo andare a letto dopo Carosello. Sentivamo tra i pianerottoli gli odori delle cose che cucinavano i vicini. Adesso con gli aspiratori questo è assolutamente vietato e disdicevole. Ci chiamavamo da un pianerottolo all'altro con la scopa. Mi hai fatto ricordare che sotto mia mamma batteva la scopa e la signora batteva la scopa per chiamare mia mamma. Della scarsissima consapevolezza ecologica, voi buttavate la spazzatura in canale, noi prendevamo la spazzatura e la buttavamo giù dai dirupi delle montagne. Il fatto che non avessimo visto mai stranieri, che per voi stranieri fossero quelli delle isole, io non avevo mai visto una persona di colore, la prima persona di colore che ho visto è stata Armstrong alla TV e ho preso una paura blu. Quindi diciamo che mi sono ritrovata con la mucca Carolina, con Ercolino sempre in piedi, insomma da distanze e da realtà diverse, ma quelli erano i nostri tempi. Per cui ho fatto come quel grande chef nel film Ratatouille che quando mangia quella minestra fatta dal topolino, come dire, vede aprirsi un orizzonte incredibile della sua infanzia. E un'altra cosa, scusate queste cose personali, ma è quello che mi ha riportato il libro. E abbiamo fatto la stessa cosa. Tu sei andato davanti alla tua casa, hai pensato di entrare, anch'io sono andata davanti più volte alla mia casa di Belluno, ma non sono mai entrata. Perché tutti e due abbiamo la consapevolezza che la vita è diversa, che la vita è altrove, e la tua poco lontano da dove abitavi, la mia più lontano a Venezia, e è questa la vita che va vissuta, tenendosi dentro quello che c'è stato, ma cercando di andare avanti. E anche questo, secondo me, è il messaggio che dà il libro, non una sterile nostalgia, ma un tenersi dentro tutta questa grande ricchezza, ma andare avanti. Grazie, grazie per questo libro, buona serata. Presidente, è il libro. Chissà se trovo il segno. Un buco di casa. Mio padre, mia madre, mia sorella ed io abitavamo in un buco di appartamento al terzo piano delle scale S, stretto tra la famiglia Gritti e la famiglia Nart. Un bilocale composto da una cucina, una camera da letto e un gabinetto abbandonato in una minuscola e freddissima stanzetta
con una finestra che guardava il Rio dei Giardini. La cucina era l'unica stanza riscaldata. Una grande stufa bianca a carbone serviva per cucinare e per scaldare la casa. La cucina era sempre caldissima, ma bastava aprire la porta della camera per andare al Polo Nord. Visto che da piccolo ero sempre ammalato, mia mamma mi vietava, come nei film dell'orrore, di aprire quella porta. Cosa che avveniva solo d'estate per far girare l'aria o dopo carosello per andare di corsa sotto le coperte. La cucina era il centro della casa, dove mia mamma cucinava, dove mangiavamo, dove io e mia sorella facevamo i compiti, dove giocavamo. Lì mia madre contribuiva all'economia della famiglia rammendando calze di nylon con una strana macchinetta che aveva un ago capace di cucire insieme i fili sottilissimi delle prime calze di quel materiale, che costavano tantissimo. In cucina c'era anche la televisione, l'oggetto dei desideri di tutte le scale, il primo segnale di benessere della mia famiglia. Uno scatolone in similpelle verde che ogni tanto si incantava e che mio padre rimetteva in funzione con un pugno secco calato sulla testa dell'apparecchio. A volte, di sabato sera, quando in TV c'era qualcosa di imperdibile, come il Festival di Sanremo o il 6 gennaio l'ultima puntata di Canzonissima, mio padre girava la televisione verso la porta della camera e andavamo tutti insieme nello stesso letto a guardare lo spettacolo. Buonasera a tutti. Siamo qui per presentare 787, Venezia è un campo del suo popolo. Funziona, sì. Per presentare un bellissimo libro, anche come oggetto, vedete, un libro che è composto da quello che ha cominciato a leggere Luca Colferai, quello che vedete sopra di noi, perché è un libro che è fatto di parole e di immagini. Ogni cosa che fa Giorgio Camuffo da sempre in questa città si trasforma in un momento di festa, di gioia, e anche questa sera lo vogliamo vivere così, come un momento di racconto forse di un tempo che non c'è più, ma anche di racconto di una città che c'è ancora e che si riunisce qua. È una città in cui la nostalgia ogni tanto rischia di prendere il sopravvento, ma come ci dirà Giorgio c'è nostalgia buona e nostalgia cattiva. Preparando questo incontro con Giorgio, so che lui ci tiene a considerarlo, come è giusto che sia, una parte del suo percorso su questa città, che è una città che ha un grande bisogno di essere raccontata probabilmente anche in forme nuove, no? È una città di cui tutti siamo grandi amanti, ma è una città che spesso non riusciamo quasi a comunicare e raccontare, anche perché molto spesso dentro questa città ci dimentichiamo delle persone, dei luoghi, dei momenti veri che sono stati vissuti. E Giorgio ci ricostruisce questo affresco che un po' la Presidente ha già accennato e un po' andremo a vedere, un affresco fatto di persone che cercano di suicidarsi col trapano, di persone che trafugano dei tonni o di persone che si azzuffano mentre delle signore li guardano dalle finestre, ma che è fatto soprattutto appunto da questa grande necessità che ha Giorgio, che io metto in fila con tanti progetti in cui tante persone che sono presenti qui sanno e ricordano, a partire da Venice is not sinking, che forse bisognerebbe riprendere, Giorgio, dopo a distanza di quasi 20 anni, anzi di più di 20 anni, un grande progetto di racconto della città. A partire da quello, come sei arrivato a questo 787 e che cosa volevi raccontare in questo 787? Ma non lo so, cioè io sono arrivato naturalmente, credo, no? Cioè sono arrivato perché avevo voglia di fare. Mi sento sempre in debito nei confronti di questa città, cioè un vero reale debito, no? Io sono felicissimo di essere nato a Venezia, di camminare, di attraversare i ponti, di toccare le pietre, di sentire il mare, quindi mi sento in debito. Vado in giro, quando dico che sono veneziano, dico, veneziana, Venezia, bellissima, e questo anche da un punto di vista proprio del lavoro ha un peso enorme, quindi sono in debito a questa città e i debiti io li pago forse, con l'unica cosa che so fare, che è quella di scrivere no, perché in realtà faccio una fatica mortale a scrivere, io devo scrivere per lavoro, ma se mi chiedono un testo ci metto una vita a farlo, questo invece sono fatto molto veloce perché è una cosa
che avevo voglia di fare. Ma lo faccio con l'unica cosa che so fare, che è quella di fare i libri, magari fare qualche disegno, fare la fotografia, mi esprimo, questa è la mia lingua, no? È una lingua, è un modo per pagare un debito. Quindi Venice No Sinking, se io fossi sindaco, tutte queste cose che abbiamo fatto e che mi piacerebbe anche ritornare a fare, sono in qualche modo un piccolo contributo, anche un grazie, ecco, non so se sia come un grazie a questa città che ha anche bisogno di voci stravaganti, di modi di vivere diversi, ecco. Non so se ho risposto. Voce stravagante, sì. In realtà tu racconti le persone, no? Racconti la gente, quindi in realtà magari sei molto meno stravagante di tanti altri che provano ad affrontare Venezia come se fosse, no? La grande arte, la grande cultura. Tu invece rendi protagoniste le persone che avevi intorno, rendi protagonista il tuo popolo, il nostro popolo, rendi protagoniste le persone che esistono realmente con nomi, cognomi e una marea di soprannomi, ovviamente, sì. Tra cui anche i tuoi che poi ci dirai. Sì, i miei soprannomi, sì. Sì, beh, io per esempio tutte quante le persone che trovo, che ho citato, anche che ricordo, anche che mi hanno aiutato anche i miei amici a ricordare, sono anche persone anche molto belle fisicamente, no? Cioè, gente che aveva anche una figura, un corpo, un atteggiamento, anche una teatralità, no? Questa cosa piace molto a Luca, cioè il campo era anche un palcoscenico ricco di questi personaggi, cioè tipo bastava spostarsi un attimo, figure come il nonno di un nostro amico, Rico Carboner, che era quello che vendeva carbone, oppure Ettore Cicciabottiglie, oppure Pisu, che un altro mio amico mi raccontava del matto de Atosse. Sono figure che erano anche molto fisicamente molto belle, no? Cioè, non esagero forse un po'. A me piace quel tipo anche di scena, di mettere in scena, quel tipo, esagero, sono anche opere in qualche modo, non so se mi spiego bene. No? Sono opere d'arte. Sono opere d'arte viventi, sì. Ecco, forse questa è una mancanza, no? Anche di queste figure che in qualche modo si muovono sulla scena, no? Che si vestono anche in un certo modo, parlano una certa linguaggio. Per esempio, sempre Pisu mi raccontava di uno, il Ciaccia, no? Che era uno che cantava sempre, che non ho messo nel libro perché mancano molti personaggi, no? In un campo così piccolo era pienissimo di gente, e il Ciaccia era uno che questo me l'ha raccontato Roberto, che si chiamava il Ciaccia perché faceva la rumba americana cia cia cia. E quindi queste cose qua sono bellissime in qualche modo, riprendono anche sono opere d'arte, no? E posso leggere proprio a proposito? Certo. Potrei leggervi tutto il libro, perché decisamente lo farei con grande piacere anche. Però, perché è bellissimo e l'ho letto tutto di un fiato, come la nostra Presidente. Donne, donnine e donnoni. Il campo Casenove era dominato dalle donne, mentre gli uomini si facevano vedere poco. Erano tantissime, qualche volta anche 2 per appartamento, donne gigantesche, vere matrone o piccolissime peperine senza paura, pronte a lottare per difendere i propri figli o a sbranare la vicina sospettata di aver avuto un flirt con il marito. Popolane poco curate, vestite con la classica traversa a fiori, ma anche signore eccentriche, abbigliate con abiti attillati e sovrastate da cofane bionde che si alzavano gonfie verso il cielo. Donne, spesso madri di molti figli, che lavoravano in casa, donne abbandonate, cariche di responsabilità, sole con i mariti in giro per il mondo a lavorare, o vedove che spesso dovevano escogitare un modo per sopravvivere e per sfamare i propri figli. Donne guerriere, lottatrici senza paura, baruffanti che iniziavano a insultarsi da una... Quante immagini c'ho? Baruffanti che iniziavano ad insultarsi da una finestra all'altra per poi finire a botte al centro del campo, che per l'occasione diventava un'arena con il pubblico che si godeva lo spettacolo da casa. Popolane che avevano frequentato molto poco i libri
e che però sapevano insultarsi declamando frasari indicibili in perfetta rima poetica. Donne antiche, capaci di sbranarsi, ma che il giorno dopo erano pronte a condividere quel poco che avevano con il nemico. Donne senza paura, come Sonia la Rossa, madre di una serie di figli rossi di capelli come lei, pronta a litigare con tutto il campo per difenderli. O come la Concetta, la mia vicina, un donnone buono e gentile che diventava un diavolo quando litigava. Donne forti, magari piccolissime e magrissime, ma dai nervi d'acciaio, capaci di sfidare e qualche volta farne soccombere di grosso il doppio, come l'Anna Topa, una donna minuscola, molto temuta per la sua vivacità. Per fortuna non tutte le donne che abitavano il campo erano battagliere. Molte vivevano le loro vite più silenziosamente, come la mia vicina, la signora Rina Nart, che si scrive tutto attaccato con Nart, de Nart maiuscola, perché nomi e cognomi diventano un'etichetta completa, no? La signora Rina Nart, dove siamo arrivati? O la signora Olga, che di solito vecchie vedove con i figli già adulti e fuori dalla bagarre del campo. La signora Olga era appunto un'anziana vedova, madre di 3 figlie femmine e credo anche di qualche maschio ormai sposato e fuori di casa, che abitava all'ultimo piano delle scale di fronte alle mie. Da piccoli, io e mia sorella eravamo sempre appiccicati alle gonne di mia mamma, ma quando lei doveva fare la spesa o capitava un'incombenza urgente, ci spediva dalla signora Olga, che considerava come una seconda madre. La casa della signora Olga era un'oasi di pace nel casino del campo. Nessuno alzava la voce. Tutti erano molto gentili, al contrario di casa mia, dove invece regnava il caos. Andavo volentieri dalla signora Olga, anche perché le sue figlie preparavano per me e mia sorella biscotti buonissimi e dolci deliziosi. Ringraziamo Luca che continuerà a leggere, perché questo è un libro che va letto e va visto insieme. Infatti poi adesso ti faccio una domanda più articolata, però una parte di questa domanda è se hai cominciato prima a scrivere i racconti o prima a fare i disegni, questo da un punto di vista tecnico. No, ho cominciato prima a fare i disegni, cioè no, i disegni mi hanno aiutato moltissimo perché io disegno e quindi disegnando mi venivano in mente i dettagli particolari, poi ho chiesto anche a molti miei amici e poi sì, la mia lingua, quella che io faccio abitualmente quando parlo, difatti anche con gli studenti, quando parlo io ho bisogno di avere un foglio di carta perché la carta proprio mi aiuta anche ad andare oltre, ad andare oltre anche a trovare dei pensieri che magari con la parola non mi vengono. E quindi ricordavi tutto oppure avevi fotografie, cose? No, non avevo fotografie, difatti i personaggi sono un po' così, cioè alcuni personaggi sono reali, poi certe volte i nomi li ho cambiati, sono stato disordinato come abitualmente sono, cioè alcuni personaggi sono i nomi veri, altri personaggi per forza perché avrei dovuto chiedere il permesso a tutti, ma non avevo niente da dire. Per esempio quello che ha letto Luca è assolutamente vero, cioè io mi ricordo pochissimi uomini in campo, il campo era un campo di donne e le donne era un campo di mamme, di zie, di donne che facevano la spesa, gli uomini non c'erano, erano fuori e non me ne ricordo praticamente pochissimi uomini del campo. A un certo punto arrivano anche delle donne dall'Inghilterra però, perché va bene le donne del campo, va bene le mamme, va bene le signore, va bene le zie, però a un certo punto in questa evoluzione, in questa crescita dell'uomo Giorgio, qualche desiderio gli viene e dopo ce lo leggerà forse Luca. In realtà sì. Lo leggo subito. Bravo, la Nevada e la Devonia. Perché non era completo il tuo racconto delle donne di Giorgio, sembrava un po' troppo santificato, un po' troppo familiare, santificato. Come, no? Un po' anche erotico, invece ci sono dei tratti diciamo pulsanti di erotismo all'interno del racconto di Giorgio. E le inglesine in autunno, quando i turisti se n'erano già andati e Venezia era immersa nel caigo più nero,
Dall'Inghilterra arrivava puntuale un vento di gioia e di sensualità che per qualche giorno rendeva più eccitante l'umidità e la vita di tutti i ragazzini veneziani. Ogni anno, sempre negli stessi giorni, attraccavano in riva dei Sette Martiri, a 2 passi da casa mia, 2 grandi navi bianche, la Nevada e la Devonia, cariche di ragazzine inglesi, studentesse di qualche college, molto più spigliate e disinibite delle coetanee del campo, che finivano tra le calli veneziane una lunga crociera nel Mediterraneo, più di svago che di studio. Anche se l'aria era gelida e la nebbia di quegli anni bagnava i cappotti, le inglesine erano vestite come se fosse piena estate. Camicia bianca e gonna o scamiciato blu e sandali ai piedi, oltre a una sciarpa distintiva del college al collo. Così vestite, se non fosse stato per le gambe, le guance e la punta del naso viola dal freddo, si poteva pensare che le biondissime straniere tornassero dalla spiaggia. Nei giorni in cui le inglesine rimanevano a Venezia, le grandi navi bianche erano guardate a vista dalla mattina alla sera da gruppi di ragazzini veneziani che, attratti dalla possibilità di rubare un bacio, di palpare un seno o con un po' di fortuna di ottenere qualcos'altro, rimanevano ore sotto la nave, avvolti nella nebbia, agitando le mani per farsi notare, mandando baci e urlando più forte che potevano le uniche parole inglesi che erano riusciti a farsi tradurre o che avevano scoppiazzato da qualche canzone. One kiss for me, please. I love you. Stay with me. Le ragazzine inglesine, elettrizzate dagli ormoni impazziti dei giovani maschi veneziani, rispondevano dal ponte della nave con un sorriso o lanciando qualche foglio con promesse di appuntamenti che però nessuno era in grado di tradurre. La caccia al bacio continuava anche quando le giovani studentesse scendevano dalla nave. Allora gruppi di coraggiosi arrapati le seguivano a qualche metro di distanza, mandando altri baci e cercando di conquistarne qualcuna per poi farla uscire dal mucchio. Di solito non succedeva niente. Ogni tanto qualche ragazzina, quasi mai la più bella, ma quasi sempre la più cicciottella, si staccava dalla comitiva, sceglieva quasi a caso un fortunato inseguitore e lo baciava di corsa per poi ricongiungersi al gruppo. Andava meglio quando le inglesine non uscivano tutte insieme ed erano quindi lontane dagli occhi dagli accompagnatori. In questi casi era più facile ottenere premi più consistenti. Naturalmente anch'io, più per stare con i miei amici che sperando in un'avventura, partecipavo a quelle lunghe attese sotto la nave, ma al momento di concludere, o quando dovevo fare quello che facevano i più intraprendenti, mi vergognavo e mi nascondevo in mezzo al gruppo, mimando senza convinzione qualche gesto e gridando, sperando di non essere sentito, qualche parola a caso. Non avevo ancora baciato nessuna e non sapevo come fare. Ero terrorizzato, convinto che avrei sbagliato tecnica e fatto una figuraccia. Lo sbarco in laguna dell'armata delle inglesine era non solo un grande richiamo sessuale, ma anche il contatto con un mondo nuovo che stava arrivando prepotente, un mondo e un modo di vivere ancora molto lontani dalle calle veneziane. Il mondo dei Beatles, delle minigonne, della musica rock, della droga, dello swing in London e di una lingua che avrebbe conquistato il pianeta. C'è qualcosa di un po' Pietro Gei, un po' Verdone, tutte queste immagini molto comiche, molto allegre, no? Questo racconto molto divertente. E vorrei mettere un po' a fuoco questo facendoti la prossima domanda, cioè è un libro molto allegro, no? Che pure parla anche di una Venezia molto dolorosa, molto difficile, in cui oggi si sorride sul fatto che non
ci si lavava nel catino di acqua bollente oppure magari non ci si poteva permettere il caffè, però è stato un tempo anche molto, molto duro, che tu tratti o tratteggi sempre con grande gioia, allegria e leggerezza, che è un po' un tuo tratto, diciamo, caratteriale o che fa parte anche di quello che tu hai sempre fatto, del tuo modo di vedere la città. E come è cambiata la città? Questa è la domanda. Cosa intendi magari per avere appunto una nostalgia buona o una nostalgia cattiva? E rispetto a come è certamente cambiata la città, un tema che mi sembra assolutamente interessante è proprio il concetto del campo, no? Che in questo caso, anche come lo racconti tu, è quasi il campiello goldoniano, no? In cui comunque è la struttura base di una città, in cui c'è un'interazione, in cui tutti sanno tutto di tutti, in cui, come dici tu, non ci sono dei single che vivono, per cui sono famiglie numerosissime che si danno una mano, si spostano i bambini, certamente non arrivano col trolley, diciamo, per il bed and breakfast, quindi questa parte qua com'è cambiata o in generale come vedi la città adesso e come ti piacerebbe vederla? La città è cambiata tantissimo, cioè, abbiamo perso 80, 90 mila abitanti, 70 non so quanti, e questo è significativo, cioè, è una città che ha bisogno, a mio avviso, di gente giovane, di dare occasione. Per esempio, io mi ricordo quando ero ragazzo si parlava della casa, di dare le case ai giovani, di trovare una sistemazione delle case, adesso il tema della casa non si parla più ed è il tema più importante, e quindi sì, recuperare un po' di gente sarebbe fondamentale. Poi tanti progetti di cui si parla da tanto tempo, cioè a me non interessa niente, o mi interessa ovviamente, ma mi interessa molto meno del palazzetto dello sport o del salone nautico. A me piacerebbe tantissimo che invece si parlasse di costruire le case, per esempio nel mio palazzo dove abitavo, e mi piacerebbe che questo fosse molto chiaro, che il libro è anche un libro che ha anche un discorso politico sotto. Nel palazzo dove abitavo ci sono 12 appartamenti piccolissimi, ma su 12 4 sono vuoti. E dicono che a Venezia ci sono 800 appartamenti vuoti. Questo sarebbe la prima cosa da fare, a mio avviso, molto prima che fare il salone nautico, il palazzetto dello sport o qualsiasi altra cosa fatta per altre persone. Abbiamo bisogno di nuovi veneziani, ma ci vuole un impegno. La città è cambiata tantissimo, non ci sono più i negozi, quelli che io descrivevo. Infatti l'ultimo capitolo del libro parla proprio di questo, cioè io ho rifatto la stessa strada e tutti i negozi che c'erano, Nino, Pippo Becker, Sergio del Latte, non ci sono più. Non credo, non è nostalgico. Io dico scherzando che la nostalgia è come il colesterolo, non c'è il colesterolo buono e il colesterolo cattivo. Cattivo è la nostalgia che si piange addosso. Io credo, e fare i libri, fare i discorsi, trovarsi, credo che sia fondamentale. Credo che ci vogliono dei discorsi su queste cose qua, bisogna recuperare gente, portare più gente, e il problema non è soltanto di Venezia, è tutti i centri storici. La città sì è cambiata moltissimo, ma spero, io ho un buon carattere, spero che un giorno Venezia ritorni a essere una città dove c'è più gente, insomma ci siano delle regole più chiare e ci siano più persone, che viva più gente. Però è anche un mondo, come dire, qua faccio un passaggio più generazionale, cioè non è un mondo solo affascinante, dai. Cioè è anche il racconto di un mondo che ha dovuto emanciparsi, ha dovuto crescere, certo. ha dovuto uscire anche davvero dalla povertà, cioè forse anche questo è un bellissimo spaccato questo di Venezia, che confina magari con i racconti di Castello, che confina con Cocis, con la Venezia popolare, di briganti e ladri, di gente che andava al porto e doveva rubare qualcosa, no, per sopravvivere, per arrotondare. Però era anche un mondo da cui in qualche modo ci siamo anche emancipati. Sì, certo, io mi ricordo che mio papà lavorava in porto, lo racconto anche nella storia del tonno. Questa mi sa che Luca ce la legge a un certo punto. Mio papà arrivava, adesso Luca la legge, mio papà lavorava in tonno, lavorava in porto, scusate, e arrivava a casa, si metteva il caffè in un modo strano, che avevano si metteva il caffè sulla pancia. Parla sul microfono, io perché tutti sono qua per sentirti. Mi ricordo tutte le scale che sapevano di caffè, cioè sì, è un mondo che non c'è più, che non ha più senso, però insomma Venezia è una città che si presta tantissimo anche da un punto di vista proprio
Poi il bello di questo libro è che è un libro che vale per tutti, perché io ho tantissimi amici che abitavano in altri campi e mi raccontano e mi dicono: "Ah, anch'io avevo questa cosa qua, anch'io avevo questa persona, anch'io facevo queste cose, anch'io facevo questi giochi". E io sì, parlo del campo, ma in realtà parlo di Venezia, parlo di una città che mi piacerebbe che in qualche modo fosse un modello per il futuro, ecco. Luca, tocca a te. Questo raccontino si intitola meravigliosamente Il tonno ubriaco, che non è una ricetta che potete fare a casa. Una delle storie più fantastiche che ho sentito raccontare da mio papà è quella del furto del tonno. Mio padre aveva iniziato da poco a lavorare al porto di Venezia, a quel tempo una delle imprese più floride in città. Era uno degli operai che notte e giorno scaricavano caffè, calze di nylon, miele, dolcissimi dolci greci, pasticcini russi e ogni altro ben di Dio dalle stive delle navi. Naturalmente, davanti a tanta abbondanza, ogni tanto qualcosa spariva. Un operaio più coraggioso e più malandrino degli altri tagliava un sacco con un coltello e il contenuto veniva diviso da tutto il turno. Era un furto, certamente, ma in fondo era quasi normale prendere qualcosa da uno tra le migliaia di sacchi che riempivano le stive delle navi mercantili e comunque nessuno se ne sarebbe mai accorto. Era uno straordinario, un fuoribusta, una forma di condivisione e spesso serviva anche per arrotondare lo stipendio e sfamare le famiglie molto numerose dei portuali. In quegli anni mio padre era molto amico di un omone che chiamavamo lo zio Angelo. Lo zio Angelo era un gigante fortissimo, con 2 mani enormi e un naso ancora più grande, capace di alzare me e mia sorella con un braccio solo. Non aveva ancora figli ed era sposato da poco con una ragazza gentile e piccolina. Angelo era molto più coraggioso di mio padre, o forse era solo un po' più ladro. Quando Angelo veniva a casa mia, spesso faceva scivolare sul tavolo di marmo, che era al centro della cucina, una cascata di chicchi verdi di caffè, che poi mio padre tostava con un vecchio tostino sulla stufa a carbone. Quando lo faceva, il profumo si spandeva prima per tutta la casa e poi scendeva giù per le scale e arrivava in campo, informando le amiche di mia mamma che il caffè era pronto e potevano venire a berlo. Non ho mai capito come si potesse bere quella bevanda terribile, che con un solo sorso ti incollava la lingua ai denti, tanto era amara. Ma l'impresa più incredibile che Angelo e mio padre raccontavano è stato il furto di un tonno intero dalle celle frigorifere di una nave. Una notte d'inverno, gelida e piovosa, era atteso al porto un mercantile carico di tonni giganteschi che arrivavano a pesare anche 250 kg l'uno. Ad attendere l'arrivo della nave, in banchina, c'erano lo zio Angelo e qualche altro operaio, tra cui mio padre, che dovevano scaricare velocemente i tonni dalla stiva e caricarli in un camion che li avrebbe portati chissà dove in Europa. Per Angelo era uno scherzo alzare di peso un tonno e nasconderlo in un luogo sicuro in attesa del momento propizio. Il vero problema era farlo passare all'uscita del porto, dove i finanzieri controllavano tutto o quasi tutto. Angelo era uno che non si scoraggiava mai. Sarebbe bastato far indossare al tonno un vecchio cappotto e un cappello sgualcito, prenderlo in 2 sotto braccio per le pinne, fingere che fosse un compagno di lavoro che aveva alzato troppo il gomito ed era fatta. Il piano di Angelo alla fine ha funzionato e il pesciolone, non chiedetemi come, è passato indenne ai controlli doganali. Si poteva festeggiare.
Forse i finanzieri non si erano accorti, forse per solidarietà tra lavoratori hanno chiuso un occhio, o forse, come credo sia più probabile, anche loro hanno avuto qualche fetta di tonno in cambio del silenzio. D'altronde la divisa non basta a fermare la fame. Ma non ricordo come il tonno abbia fatto ingresso a casa mia, ma ricordo benissimo il grande pesce pelagico riverso sul tavolo della cucina e mio padre intento a tagliarlo a fette con una sega da falegname. Non avevamo il frigorifero e comunque il tonno era troppo grande per una sola famiglia. Ce n'era abbastanza per sfamare tutti gli abitanti delle scale che, in processione, sono venuti con i loro piatti a ritirare la loro fetta sanguinolenta. Con grandissimo disappunto di mia mamma, che non ha mai cucinato nemmeno un pesciolino rosso, l'odore del tonno ai ferri ha invaso casa mia e tutte le scale per molti giorni. Dopo quell'episodio, mio padre non ha mai più portato a casa un tonno. Molto, molto divertente, molto cinematografico anche questo, è una certa passione per creare immagini molto cinematografiche. Allora, noi sappiamo anche che tra il pubblico c'è qualcuno dei citati, forse, quindi a un certo punto potremo anche cominciare un po' a dialogare anche sui tempi dell'Ateneo. Però ti faccio un'altra domanda. Allora, tu a un certo punto, come dire, vuoi sempre... citi questa frase di Borges che dice: no, io comunque quando chiudo gli occhi sono sempre quel bambino del barrio di Buenos Aires, no? Qualsiasi cosa abbia fatto nella vita, che è molto bella perché a un certo punto tu hai deciso di recuperare questa parte della tua vita, no? Facciamo un attimo un passaggio perché sai che ci tengo. Appunto, Giorgio fa una serie di progetti, ha una vita da art curator, graphic designer, che passa poi dalla professione all'insegnamento, e fai una serie di progetti di cui appunto abbiamo già parlato. Venice is not sinking, che ti stiamo ripetendo che devi riprendere perché se non lo fai tu non lo fa nessuno. Fai Se fossi sindaco, con una meravigliosa immagine di Ciubecca in copertina, molto decisiva. Poi fai un percorso interessante, c'è un altro libricino che a me piace molto, che è Ritratti veri di persone immaginarie, che hai fatto con Renzo Di Renzo per Helvezia poco tempo fa, che in parte ha qualcosa, anche se tu dici meno, ma insomma che ha a che fare un po' con quest'idea, no, di mettere dei personaggi. Però a un certo punto tu torni su Venezia, dopo un po' di tempo, perché comunque se fossi sindaco probabilmente le ultime elezioni non sono andate tanto come avresti sperato dopo il tuo Se fossi sindaco, quindi fai... Non proprio. Non è detto, però vabbè, questi sono gusti e questioni personali. Però adesso sei tornato con questo progetto che riparte dall'infanzia, quindi come mai alla fine hai deciso di... Mi hai già detto che ti è venuto in modo naturale, no? Però ti ha emozionato, ti ha commosso, ti ha solo divertito, ti ha fatto sentire che hai detto, hai sanato un debito, cioè qualcosa che volevi fare anche magari per qualcuno che c'è qua, che aveva... no, è come dare forza, dignità a dei percorsi. E quale sarà il tuo prossimo progetto su Venezia? Questo non lo so, non so neanche se ci sarà, devo dirti. Sì, mi piacerebbe ritornare. Sicuro che ci sarà, Giorgio, non puoi lasciarci sì, così mi piacerebbe delusi. ritornare a fare sicuramente qualcosa, anche perché poi ci sono tantissime figure interessanti che lavorano anche nel mio campo, ci sono tantissimi giovani colleghi che sono molto molto bravi, che meriterebbero e che meritano anche di avere un ruolo in città. Comunque sì, è vero quello che diceva Borges. Io adesso, anche qua c'è la mia famiglia, io ho 2 figli, 2 nipoti, una moglie, un cognato, no? Sì, però in realtà io... E non è una delle inglesine la moglie, comunque, non è ecco, una questo delle per chiarire. Abito in un altro sestiere, però io mi sento comunque sempre... mi è piaciuta tantissimo questa cosa che diceva Borges, perché è vero, mi sento sempre comunque un ragazzo del campo, mi sento sempre legato ancora a quell'idea della città, a quel campo, a quella zona, alla via Garibaldi, a quelle cose. Mi è venuto anche molto facile la scrittura, perché che io faccio fatica a scrivere, lo dicevo anche prima, perché in fondo, come diceva Borges, non mi sono mai mosso da quel campo. E quindi sì, ho tantissimi amici, però
la mia vita, i miei ricordi, le mie memorie e la mia gioventù sono ancora là, quindi sì, adesso non lo so se è lo stesso per i miei amici qua, c'è anche il Keller, Giuliano, Pisu, non so se ci sia anche Nerio, gli altri che mi hanno anche aiutato, che hanno trovato tante storie. Sono sia in Con sala cui che abbiamo, non era un posto facile, perché non era un posto facile, mia mamma in fondo anche aveva ragione, devo dire, e ci sono stati anni anche come duri, e anche tanti ragazzi erano ragazzi faticosi come, però insomma credo che sia stato molto importante anche per le nostre vite, anche per quello che abbiamo fatto, quindi diciamo sì. che si può anche aprire appunto chi riesce a riconoscere i vari se sono in sala oppure no, ma questo lo facciamo dopo. Beh, Però l'unico, perché poi alla fine è stato anche come l'unico, dopo ci sono i personaggi come me li ricordo, per esempio c'è l'Oscuro, che in realtà non si chiamava Scuro, si chiamava in un altro modo, ma non ho trovato suo figlio, quindi ho cercato anche di non offendere, per esempio l'unico che mi ha aiutato tantissimo, perché questo libro è nato tutto da una cena, no, che aveva organizzato il Keller, che era il figlio della signora che abita sotto casa mia, Gianni, e abbiamo organizzato questa cena e di solito queste cose a me non piacciono, dico anche nel libro. Non volevo neanche andare, esatto. Però devo dirti, però insomma ero anche curioso e avevo anche voglia di vedere tutti i miei vecchi amici, siamo andati ed è stato veramente il cibo. Posso dirlo, il cibo era veramente cattivo e anche è costato tantissimo, però in realtà la cena è stata molto divertente e anche è stata proprio la spinta che mi ha fatto fare il libro. Io volevo farlo, questo libro, però da quella cena in poi ho deciso di farlo. sì, poi dalla parte di avvocato che vive in me, al momento nessuno neanche ti ha fatto causa per quello che hai scritto, No, o si è no. ancora lamentato, No, insomma. ma ho cercato anche naturalmente, perché le cose più belle poi sono anche quelle dei racconti, queste cose qua, e poi anche le cose brutte un po' le dimentichi, no? Però Le un cose libro brutte molto... le dimentichi e vengono a galla soltanto le cose belle, quindi basta, è stato anche molto facile, no? Bastava come prenderle e scriverle, cioè è stata una scrittura anche molto, molto veloce, molto. Quanto tempo ci hai messo poi alla fine? Ah no, ci ho messo tanto, ma è stato anche bellissimo perché poi facevo i disegni, ho imparato questa tecnica, che perché non è il mio stile, è quello che di solito faccio, ho imparato questa tecnica con la matita e finché disegnavo l'occhio mi ricordavo un altro occhio di un altro, mi ricordavo un vestito, mi ricordavo una cosa. E quindi il disegno mi ha aiutato moltissimo, come dicevo prima. Sì, poi io credo che comunque No, ci voglio ho messo dire... un anno e mezzo forse. Beh, che non è tantissimo, però No. Giorgio sarà tantissimo per te, ma insomma non è che un libro in un anno non va bene, quindi No. puoi fare altri 20 progetti, almeno altri sì. 25 progetti. Cioè, io spero di farne 100. Farne 100 di progetti. Ma andiamo... No, poi io credo che comunque Venezia generi ancora personaggi, tra cui te, Sì. Giorgio, poi diciamoci la verità, nel senso che una certa, come dire, vivacità, una certa iconicità di alcune persone, credo che questa città continui a generarla per come è fatta, Sì. mantenendo, no, questa dimensione anche della gente che incontri per strada, no? Poi magari si sono un po' dilatate le proporzioni, non hai più il campo ma hai un po' delle zone, però insomma... Io, a parte il mio ottimismo personale, insomma, penso che comunque è bello che tu abbia avuto, ecco, questo mi piace molto, no? Che torno, poi chiedo magari anche a Luca di prepararsi per un'altra lettura, poi chiedo al Presidente le nostre tempistiche, noi andiamo avanti volentieri, ma insomma mi piacerebbe anche che qualcuno magari intervenisse, perché appunto alcune persone già prima si sono presentate da Giorgio chiedendo la dedica, la farà dopo, ci sono i libri in fondo. Però quello che era bello era che magari è venuta anche una signora dicendo appunto io avevo 5 anni di più, 7 anni di più, però quel mondo lì è il mio mondo e un libro è comunque qualcosa che ferma un punto, no? E che quindi dà dignità, dà forza, dà allegria, no? Ed è bello che ci si riconosca su questo e come dicevo all'inizio secondo me è un po' particolare che questa città con tutti i problemi che hai detto tu faccia un po' fatica, no, a generare dei racconti della città che sono però vivi, veri, no? Quasi come se la città fosse quasi sempre più importante delle persone che la abitano, no? Per la sua capacità anche, no? Venezia, no? I problemi di Venezia invece è fatta di persone come
come abbiamo sempre detto, ti dicevo ieri chiacchierando, no, che una volta mi avevano chiesto di scrivere sulla Venezia di Tintoretto, non esiste in realtà una rappresentazione di Venezia di Tintoretto, perché sono tutti veneziani e tu sei il Tintoretto dei giorni nostri e fai la stessa identica cosa, cioè racconti le persone, non il contesto, no? E questo a me pare molto bello e mi piacerebbe appunto che qualche voce si levasse, ecco, perché è proprio un grande racconto collettivo, no? Cioè non è solo la storia di Giorgio che poi finge di essere un ragazzo molto timido, un po' bruttino, con i denti grossi, con i capelli tagliati male, con tutta questa lamentazione, nessuno, cioè, chiaramente essendo ormai felicemente sposato con una donna straordinaria, nessuno crede che tu non abbia mai dato un bacio a un'inglesina, però è giusto anche scriverlo così, voglio dire, no? Che alla fine all'epoca non eri così performante. Però è un grande racconto collettivo di una Venezia che non c'è più ma che è qui, che c'è ancora, che è fatta dalla gente che comunque si riconosce, si vede ritratta. Luca, ti direi dacci un altro pezzo. Luca, parlando anche del libro con Luca diceva della inventiva dei veneziani, no? Questa cosa qua mi piace tantissimo. Dell'inventiva dei veneziani e anche dello spirito estremamente divertente della nostra tradizione sociale urbana. Cioè il cittadino veneziano è naturalmente portato al prendere la vita, anche se è una tragedia, in maniera scherzosa. Dicono che i pagliacci siano le persone più tristi dentro, forse per questo magari è il caigo d'inverno e tante altre cose ci rendono, e anche questo senso un po' di disperazione purtroppo che abbiamo sempre in questa città che è decadente da sempre e molti la vogliono far decadere ancora di più, ci rende, non me trovo più. Ciao, perché Giorgio ti fai domande a sproposito. No. Ci siamo visti qui alle 5:15 per fare una scaletta precisa. Da quel momento Giorgio si andà in giro come una zanzara per tutta la sala e quindi non c'è una scaletta precisa. Ma è anche più bello così. Eccolo, l'ho trovato. Sì, perché si ricorda il numero di pagine, perché questo libro ha l'indice, ma è un indice strano, senza numeri di pagina. Mi piace perché quando l'ho letto tutto gli ho detto: Giorgio, che bello questo libro. Siccome io ho avuto la sfortuna di fare anche il tipografo e anche adesso ho la doppia sfortuna di, oltre a scrivere i libri, anche fare l'editore, so che è sempre impossibile estirpare gli errori dai libri. E gli ho detto: Giorgio, ma che bello, non c'è neanche un refuso, oppure io non sono neanche stato capace di trovarlo. Mi fa: sai, siamo stati tanto attenti. Sì, ma i numeri di pagina sull'indice non che. Questo è il diavoletto tutivillus degli amanuensi medievali, che di notte andava a mettergli le lettere roverse o anche nelle tipografie. Va bene. L'invenzione della TV a colori. Di tanto in tanto succedeva che qualche abitante del campo cercasse fortuna inventando un'attività commerciale farlocca o un imbroglio che quasi sempre finiva male. Una è senz'altro quella che ha visto protagonista il nonsolo, che si scrive non solo, però in veneziano si dice nonsolo. Uno sfaccendato che guadagnava qualche soldo servendo messa e facendo piccoli lavoretti per il parroco. Quando ha cercato di organizzare in campo il grande spettacolo della TV a colori. Negli anni 60 la televisione era uno scatolotto che solo pochi fortunati potevano permettersi. La maggior parte delle persone andava a vederla al bar, in qualche circolo democristiano o a casa dei pochissimi che potevano pagare le rate per averla. Il nonsolo, continuamente alla ricerca di un modo per diventare milionario e lasciare il campo, aveva letto da qualche parte che in America avevano inventato un foglio magico che una volta appiccicato sullo schermo della televisione trasformava come per miracolo il bianco e nero in magnifici colori. Aveva così avuto l'idea geniale di organizzare una specie di cinema all'aperto dove, in cambio di un piccolo obolo, tutti avrebbero potuto vedere Mike Bongiorno ed Eddie Campagnoli a colori. Naturalmente,
Come spesso accade in queste occasioni, la serata è stata un disastro. Una metà degli abitanti del campo, attirati dalla possibilità di vedere i divi della TV a colori, si era presentata munita di sedia, pronta per assistere allo show, ma lo spettacolo si è rivelato presto un fallimento. La plastica miracolosa non funzionava e il povero nonso, deriso e insultato da tutti, fu costretto a buttare la plastica prodigiosa e a restituire tutto il denaro che aveva raccolto. Guarda, quasi felliniano, adesso ci sprechiamo in aggettivi. Luca, vuoi anche dire qualcosa, nel senso che ti abbiamo usato come voce meravigliosa e perfetta? No, non pensante, mancaria. Come voce, però, come voce etero-diretta. Se vuoi dirci anche tu, mentre si prepara qualcuno che vuole fare causa a Giorgio per quello che ha scritto sul suo conto. Causa no. Allora, parlando in generale, è gratuita. È una cosa molto interessante leggere questo libro, a parte che è molto bello e anche commovente, devo dire la verità. Per me personalmente è stato ancora doppiamente importante, perché quando ero bambino i miei genitori, che non appartenevano più alle classi del basso popolo, come si dice, ma mio papà già era tipografo del Gazettin, siamo andati a vivere al Lido di Venezia. Mi hanno deportato in questa strana isola dove ci sono le automobili, ma la gente parla veneziano e tanti ganca e a barca. È un fenomeno strano, per fortuna che sono ritornato a vivere a Venezia, ormai quarantenne, ma insomma ancora in perfetta forma. E leggere questo libro mi ha ricordato tutto quello che io non ho vissuto in pratica. Perché la vita nei campi veneziani, i giochi dei bambini sui masegni invece che sulla sabbia del Lido o sull'asfalto del Piazzale di Sant'Antonio, sono tutte cose che mi mancano come esperienza, ma attraverso la lettura di questo libro sono prepotentemente affiorate come in una specie di memoria atavica del veneziano. Un'altra cosa che io trovo molto interessante e doverosa anche, che fa di questo libro un libro politico, nel senso di un libro che racconta la storia della polis, della città, cioè che attraverso il racconto del passato fa capire come le cose siano cambiate e fa capire anche, soprattutto tristemente, come la società veneziana si sia radicalmente trasformata nel corso degli ultimi decenni e sempre più rapidamente lo sta facendo, perdendo intere fette dei suoi ceti sociali. Cioè, Venezia è una città che è stata spopolata di operai, di facchini, di portuali, è stata spopolata di impiegati delle assicurazioni generali, di tipografi del Gazettin, è stata spopolata di infermieri degli ospedali, cioè, voglio dire, e allo stesso tempo anche di ingegneri, di avvocati, perché la città si sta sfinando, no? E questo libro, con la speranza nostalgica del colesterolo buono di Giorgio, cioè, ci dà questa speranza di un futuro migliore. Speriamo bene. Ho risposto esaurientemente? Ma, assolutamente, infatti adesso ti arriverà un bel applauso non telefonato, è assolutamente spontaneo. Grazie. No, devo dire, per spezzare una lancia contro la nostalgia, devo dire che in realtà leggere questo libro, magari insomma io faccio quello che ha qualche anno meno di voi, però in realtà è anche, come dire, io vedo comunque una continuità della città, o vedo comunque, questo libro non è solo un libro identitario che racconta uno spazio, un luogo che aveva le sue dinamiche, però è un libro che racconta poi alla fine, come diceva Giorgio, è borghesiano nel senso che dicevi prima, cioè racconta un'infanzia, quindi racconta il contesto dentro cui una persona si affaccia al mondo, quindi con delle relazioni che sicuramente nel tempo sono cambiate, perché magari appunto i papà sono un po' più presenti o lavorano un po' di meno, lavorano in modo diverso, oppure ci sono meno persone, però diciamo un'infanzia a Venezia resta un privilegio da un certo punto di vista straordinario, che sia appunto in situazioni con meno agi o con più agi che sia. Quindi è un libro che è ottimista secondo me non solo perché introduce una cesura, no? Dice che il passato potrebbe tornare nella sua forma più di popolare,
Ma forse dice anche il contrario, dice che comunque questa città resta in parte meravigliosa anche per come è popolata, poi certo c'è troppa poca gente, ci sono troppe poche case, c'è un'espulsione di alcuni ceti, forse addirittura più della media borghesia che non del popolo, per dirla tutta, però di questo si potrebbe discutere un po' più a lungo, però che racconta questa cosa gigantesca per cui alcune costanti sono quelle, cioè si va a piedi, si esce nel campo, si gioca a pallone, certo ci sono molti meno bambini che lo fanno, però cioè, si vedono ancora, ed è un modo di approcciare la vita che è probabilmente lo stesso che aveva la tua generazione, Giorgio, e che probabilmente hanno anche i tuoi nipoti qua, che voglio dire sono in minoranza come espressione, diciamo, della presenza all'Ateneo, ma che probabilmente si stanno godendo qualcosa di straordinario e che magari tra 60 anni faranno un libro sui personaggi della loro infanzia in cui sarà il nonno Giorgio e Luca l'attore, non so, insomma, quindi rimaniamo fiduciosi. C'è qualcuno che non vuole fare causa a Giorgio ma che comunque ha qualcosa da dire rispetto a questa cosa? Io veramente consiglio di prendere questo libro perché ha una boccata di gioia. Secondo me lei contesterà che si mangiava male quella sera perché ha organizzato lei e quindi di fatto mi sembra giusto dargli spazio per dire che in realtà il menù era molto buono. Buonasera. L'emozione non ha voce, dice una bellissima canzone di Adriano Celentano. Però io in questo momento non sono emozionato perché le cose le ho vissute assieme a Giorgio, perciò non posso essere emozionato. Le ho vissute, sono cose importanti. Quello che potrebbe avermi emozionato era guardando questa sala e vedere questo pubblico che in qualche modo, non so più come si dice adesso, ha superato un'età, si dice non più giovane, no? Mi viene in mente un qualche cosa che mi vergogno a dirlo perché è adoperato per cose molto, ma molto, molto più importanti. Per non dimenticare. Per non dimenticare ha un senso grossissimo, soprattutto per le cose importanti, ma anche per quelle meno importanti che possono trovarci di fronte a fatti che noi abbiamo vissuto e che vogliamo dimenticare. Come quando qualcuno non diceva che aveva fame, ma diceva che a casa sua c'era il nonno che era ricco. Vi le ricordate queste frasi? Vi le ricordate queste frasi? Ecco, ora, chi di noi ha cercato di dire che in quegli anni, come ha raccontato Giorgio in questo libro, a casa c'era molta difficoltà? E difficoltà significa tutta la difficoltà, tutta quella difficoltà che c'era in quegli anni. Subito quelli prima, dopo il dopoguerra, subito prima del dopoguerra. E qui chi di noi, chi ha raccontato ai propri figli e ai propri nipoti qualcosa di quel mondo, qualcosa di quella città, qualcosa che abbiamo vissuto veramente, di quello che magari non abbiamo raccontato perché ci vergognavamo. E era per motivo di vergogna non dire ai nostri figli e ai nostri nipoti che abbiamo avuto la fame, che abbiamo avuto problemi, che non si potevano mandare i figli a scuola. Questo era motivo di vergogna. Oggi come oggi invece non c'è più la vergogna, perché oggi è possibile tutto, si può fare tutto il contrario di tutto. La vergogna è un qualcosa che è sparito dal vocabolario. La dignità è sparita dal vocabolario, la riconoscenza è sparita dal vocabolario. Oggi siamo altre persone, altri mondi, ed è per quello che quel giorno che ci siamo incontrati io, Giorgio e mio fratello, abbiamo bevuto un caffè alla mattina in via Lepanto al Lido. Adesso non raccontare. Cosa è successo? No, adesso siamo curiosissimi. Cosa è successo al Lido? Cosa è successo? Ho parlato troppo. No. No, anzi, cioè, anche secondo me poi c'è questa cosa, cioè questo libro racconta anche della gente che ce l'ha fatta, Cioè prendetevi anche questo merito, cioè quel mondo lì era un mondo anche di grandissima... Questo signore non si è presentato, ma questo signore è il Keller, il famoso Keller.
No, volevo dire che quella mattina che ci siamo incontrati per bere un caffè a Lido, quando lui viene a Lido, abbiamo chiacchierato dei vecchi tempi, questo e quell'altro, e da lì è nata l'idea di dire tiriamo fuori tutti quegli aneddoti che ci fanno ricordare la verità, non le bugie, e quello che qualcuno amava, forse anch'io, forse un po' tutti, dimenticare le bugie che ci tenevano fuori dalla verità. E oggi come oggi la verità purtroppo ci è caduta sulla testa e adesso la viviamo in piena difficoltà. Ci sono altre verità? O qualcun altro che ha bevuto un caffè con Giorgio al Lido? Storico di Giorgio, in realtà è fortunato lui, perché Giorgio normalmente dice sì se vediamo te ciamo, ma poi non succede spesso, almeno non sempre. Non è vero. Allora con me. Adesso so... ecco! Come un portavoce di un terzo. Pisu, dove sei Pisu? Allora io dico solo una cosa. Il Pisu mi ha chiesto, Nerio, prima di entrare, non è che c'erano i carabinieri che hanno circondato, perché ho ancora qualche sospeso. Comunque volevo ringraziare Giorgio per la fatica che ha fatto e la pazienza di ascoltarci. Ogni tanto ci trovavamo, facevamo riassunto delle piccole vicende che si succedevano in quel campo ed è venuta questa bellissima raccolta di memorie. Bravo Giorgio, complimenti e tutto il campo ti vuole bene. Se avete qualche domanda, ma credo che abbiamo già detto tutto, no? Cioè, sì, io volevo però, a parte devo ringraziare Giuliano, il Keller e Nerio, che mi hanno raccontato ognuno un episodio. Giuliano mi ha parlato di suo papà, che era l'unico vero avventuriero del campo, che è una storia bellissima. Penso che si potrebbe fare un libro soltanto sulla vita del papà, no? di Giuliano, che è arrivato in campo addirittura con una scimmia, e ancora più divertente, aveva progettato, questo me l'ha raccontato Giuliano, di portare a Venezia un cammello perché voleva metterlo alle vignole e fare una forma e fare le fotografie per i turisti. Cioè queste storie grande business. Infatti è un'idea geniale, infatti. No? Ma pensa, in un campo come il nostro, arrivare e avere una scimmia. Difatti Nerio e Giuliano, che adesso li vedete signori distinti, ma una volta erano ragazzi un po' vivacciotti, volevano, Nerio soprattutto, che era quello più, voleva andare in giro e fotografare la gente e farsi dare 5 lire, 10 lire, no? Fotografarsi con la scimmia, e quindi queste robe, ma è vero, sono storie che sono successe in un campo. Per esempio io vado ogni tanto, non sempre, ogni tanto vado in campo, è un campo piccolissimo, e quindi è stato veramente, insomma, da raccontare, ecco. Non so se sia stato bello, certamente per me è stato molto bello, per mia mamma un po' meno. Difatti mia mamma è a casa, non sa niente, non gli ho neanche fatto vedere non gli ho neanche fatto vedere i giornali stamattina, non faccio vedere niente, sta buona, perché a parte che non gli interessa, ma proprio lei non voleva. Quando dico mamma raccontami una storia, no, queste storie no, queste robe no, e quindi, insomma, io comunque devo anche fare tanti ringraziamenti. Prima di tutto ringrazio anche i miei compagni, sono contento che c'è anche tanta gente qua del campo. Poi ringrazio la Presidente, grazie tantissimo per questa ospitalità. Io vengo sempre volentieri all'Ateneo, perché ho anche tantissimi bei ricordi. Abbiamo presentato qua, se io fossi sindaco, siamo venuti una volta qua con Toscana, abbiamo fatto una bellissima festa. Naturalmente ringrazio la Silva, che appena gli ho detto vengo a presentare il libro all'Ateneo, mi ha detto sì, e quindi mi sono sentito a casa. Sono anche socio onorario io dell'Ateneo, tra l'altro, e quindi devo dire, e mi sono sentito veramente a casa. Spero di avere anche l'occasione di ritornare presto,
Poi devo ringraziare Riccardo di Niddin che mi ha dato una mano, che è sempre stato vicino con il testo, e la Chiara Romanelli che non vedo, che l'ha letto. C'è. Senza la Chiara sarei morta perché lei l'ha Saluta riletto. la Chiara, saluta. Lei ha alzato la mano, lei l'ha riletto e ha trovato anche dei piccoli errori, quindi poi l'ho fatto rileggere anche da tanta altra gente che mi è stata vicino. Riccardo mi ha seguito in tutto questo procedimento, perché poi io, come tutti i bambini piccoli, ho bisogno anche di sentirmi confortato, ho bisogno sempre di qualcuno che mi dice bravo Giorgio, fa questa roba, va avanti. Bravo va avanti. Giorgio, te lo diciamo tutti, bravo Giorgio. Perché... ecco, ecco, questo... Queste sono... Questo era in scaletta, comunque, è tutto preparato. Pisu che ha avuto, devo dire, è una buonissima persona. Vabbè, senti Luca, chiudiamo leggendo l'ultima cosa. Leggiamo un attimo su Pisu. Su Pisu non so se Pisu sia d'accordo, però... Sì, è d'accordo, perché ormai, devo dire, sono tempi Pisu superati. è d'accordo lei di leggerla a chiusura? Beh, Pisu che ha avuto una vita particolare, comunque era il ragazzo che più ben voluto del campo. Ancora adesso mi ama, che non me frega niente, quando che dico che si anche Pisu e dico Pisu. Allora, era il bambino più amato del campo. Finalmente, facendo coincidere un volto, una persona e un racconto, direi che leggiamo Pisu, poi siamo in chiusura, forse leggiamo e chiudiamo, ci sono i libri lì, giusto? Giorgio, volevi aggiungere ancora qualcosa? No. Io spero di non aver dimenticato nessuno, ho ringraziato... Hai ringraziato una cinquantina di persone, quindi insomma diciamo che è difficile che tu abbia dimenticato. Comunque ringrazio a tutti. Volevo ringraziare anche le mie piccole nipotine. Un applauso per le piccole nipotine. Va bene? Va bene? Vieni qua. Vi presento, ecco, visto che siamo un po' in famiglia, vi presento le mie nipoti. Vieni, Bibi. Questa è la Emma. Dai, Bibi. Dai, c'è una... Dai, dopo si decide. Vai. I ladri e i contrabbandieri una volta si facevano in casa. I briganti nascevano nei campi e nelle calli. Era tutto molto più nostrano. Ogni campo, o quasi, non solo i campi di periferia come il mio, ma anche i grandi campi del centro, partoriva il suo ladro. Il ladro del campo 787 era Pisu. Pisu era un ragazzino esile e piccolo di statura, veloce e con lo sguardo da furbetto, con un sorriso simpaticissimo e un po' malandrino che attirava la simpatia di tutte le donne del campo, compresa mia madre, che di solito non era molto tenera con i miei amici. Il soprannome Pisu derivava da una vaga somiglianza, più nei modi che nel fisico, con Raffaele Pisu, il comico che in quegli anni dominava la scena televisiva con il programma L'amico del Giaguaro, in trio con Gino Bramieri e Marisa Del Frate. In campo tutti scommettevano che Pisu sarebbe diventato un ladro professionista, perché da bambino non aveva nessuna paura a scavalcare un muretto per rubare nel cortile delle suore o a passare da un buco stretto per andare a trafugare le merendine che il prete dava solo a chi frequentava il catechismo o il fioretto. Pisu ha fatto una bella carriera, ha mantenuto le promesse ed è diventato un ladro famoso. Il suo curriculum è pieno di furti clamorosi, finiti quasi sempre male, per lui naturalmente, e bene per la vittima. Da molti anni ormai il ladro del campo ha appeso le scarpe al chiodo. Pisu oggi è un pensionato tranquillo, con ancora lo stesso sorriso birbante che aveva da bambino. Bene,
Chiudiamo. Ringrazio naturalmente Giovanni e Luca, e grazie a chi ha reso il libro, che mi sembra carino, l'ha reso ancora più bello. Grazie Luca e grazie Giovanni. E prendete i libri, Giorgio è qua per firmarvi. Ma ci sono i libri poi? Sono arrivati? Sono arrivati. No? Ci sono, ecco, Ci se sono volete i comprare libri. i libri, grazie. Grazie, buona serata a tutti.